Siamo quasi pronti a salpare, quindi oggi verranno consegnate ufficialmente le bandiere agli equipaggi che partiranno per questa incredibile avventura. Quindi rimanete con noi sulla rotta del corallo. Sulla rotta del corallo, Ammiraglio Nannini, speciale ospite di quest'oggi. Allora, interazioni, Ammiraglio, ci dica le interazioni della Marina Militare con questo progetto. Beh, le interazioni sono della Marina Militare, in quanto la Marina Militare ovviamente crede in questa attività, in questo progetto che sicuramente è interessante. Dell'Istituto Idrografico, di cui ne sono il direttore, in maniera particolare perché sono interessanti i dati scientifici e batimetrici che potranno, diciamo, essere raccolti durante questa traversata. Quindi di questi dati ovviamente noi ne faremo un uso scientifico importante, quindi non vediamo l'ora che questi dati vengano raccolti e riportati a casa. Allora, vi lasciamo quindi all'intervento dell'ammiraglio Nannini e seguiteci. Buongiorno. 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 Benvenuti alla presentazione cerimonia della consegna della bandiera. No. Si sente? Si sente? Sulla rotta del corallo, traversata storica non competitiva, Pegli, Tabarca, Calasetta, Carloforte, secondo Memorial Francesco lo Giudice. Un viaggio di 1000 miglia circa, che sarà ripercorso da una flottiglia di imbarcazioni in partenza da Pegli per rievocare un evento che quest'anno ricorre i 480 anni della famiglia Lomellini all'isola di Tabarca. Questo magnifico evento rientra tra le attività collaterali della grande manifestazione che è in corso a Genova di Ocean Race Gran Finale. Saranno due momenti questa nostra presentazione, all'inizio e poi la cerimonia della consegna della bandiera agli equipaggi in partenza. Vorrei qui con me il contrammiliario Massimiliano Nannini, direttore dell'Istituto Idrografico della Marina Militare, per un saluto. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sono qui, diciamo, sia come rappresentante della Marina Militare e mi fa piacere di essere stato invitato a questa cerimonia, ma come direttore dell'Istituto Idrografico sono particolarmente interessato anche alla parte scientifica di questo progetto, che vede anche la raccolta di dati preziosi che serviranno anche a noi poi per l'aggiornamento della cartografia e della documentazione nautica e comunque per aumentare la banca dati, diciamo, del Mediterraneo. Tra l'altro tra due paesi, Italia e Tunisia, che hanno un rapporto strettissimo. L'Istituto Idrografico della Marina ha un rapporto bilaterale con la Tunisia, le carte nautiche le facciamo insieme, questo per dire quali sono i legami forti che ci sono anche tra i paesi che andiamo a toccare. Quindi tutto quello che farete, che faranno gli equipaggi e tutti i dati che porteranno a casa ovviamente sono dati preziosi. Come menzionava Maurizio, è un evento collaterale all'Ocean Race e siamo contenti che sia inserito in questo contesto. Io in un qualche modo, non so perché, ma il sindaco mi ha incastrato, diciamo, violentemente all'interno dell'Ocean Race. Ho seguito tutte le tappe dell'Ocean Race e quindi ovviamente a maggior ragione siamo coinvolti qui a Genova, dove siamo qua con nave Palinuro, arriverà anche nave Vespucci, ma soprattutto è bello che anche questa attività venga inserita in questo contesto più grande, perché sicuramente è un momento di visibilità internazionale per Genova che ritengo sia unico e quindi è quasi irripetibile, perché
prima volta nella storia, 50 anni, quindi diciamo tutti casi unici e tutti eventi unici che sicuramente danno lustro alla città di Genova e a tutti noi. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, devo dire che è un onore particolare oggi essere qua in rappresentanza del nostro sindaco di Genova Marco Bucci e dell'amministrazione comunale genovese per un'occasione così importante, un'occasione che davvero dà un risvolto, ha un risvolto storico molto importante. Non sono solo perché ho visto il consigliere Pilloni che è qua presente, il consigliere comunale che ringrazio di essere qui, ma voglio davvero sottolineare alcuni aspetti. Sarò brevissimo perché col caldo che c'è non vediamo l'ora di andare tutti quanti all'ombra, al fresco. Io ero presente insieme a Enrico nella prima edizione e vorrei che tutti quelli che sono qui presenti oggi ci prendessimo un impegno reciproco. Ci ritroviamo tutti qua nel 41 quando ci saranno 500 anni. È un buon auspicio per noi e per tutti, perché quella sarà davvero un'occasione straordinaria. Ci stiamo? Benissimo, allora facciamo questo patto nel 2041 tutti qua, per i 500 anni. 500 anni, una storia incredibile, unica al mondo. È per questa ragione che noi genovesi, noi pegliesi, noi tabarchini, noi tunisini con i quali ci sentiamo fratelli, caro console, e lo siamo davvero, perché quando i nostri concittadini pegliesi erano sull'isola di Tabarca, ci sono stati per circa 250 anni, c'è stata una contaminazione di tipo culturale, di tipo storico e anche di tipo gastronomico, perché alcuni piatti tipici, tra cui il kashka, prende la sua derivazione dal couscous evidentemente, e tante altre cose, insomma. Una realtà storica dove a 500 anni dalla partenza da Pegli mantiene ancora la lingua, i cognomi, la storia, la cultura, questi legami di sangue fortissimi, non può non essere riconosciuta come epopea di un popolo da parte dell'UNESCO come patrimonio immateriale. E conoscendo la caparbietà, la testardaggine dei pegliesi, dei lomellini, di tutte le componenti di questa epopea, io sono certo che anche i cuori più duri dell'UNESCO non potranno altro che consentire prima o poi, io spero prima che poi, di ottenere questo risultato, che è un risultato, credo, non c'è nulla di dovuto al mondo, ci mancherebbe, ma questa è una cosa molto importante, perché davvero è una cosa veramente straordinaria. Voglio ringraziare il municipio Ponente per la sua disponibilità che sempre dimostra, voglio ringraziare la Presidente del Civil dei Pegli, Raffaella Grasso, la Proloco di Pegli che si sono adoperate, ma in particolare un ringraziamento veramente grande a Enrico Lomellini, con il quale siamo amici da tantissimi anni, e devo dire lui ha pensato di mettere in piedi questa iniziativa, ha avuto un successo strepitoso, egli è ambasciatore di Genova nel mondo e questo davvero fa onore a lui e alla sua impresa che spero davvero di poter vedere per ancora tantissimi anni, ripetersi, e sono certo che lo sarà. Voglio ringraziare tutti voi per la vostra presenza, perché testimonia davvero di un'intera comunità genovese che crede in queste cose. E il fatto di essere qui e augurare buon vento a Enrico, a tutti gli equipaggi che partono, è il miglior viatico per un altro ulteriore successo. Vi ringrazio a nome mio personale e a nome di tutta l'amministrazione comunale, del sindaco Marco Bucci, che essendo un grande velista, oggi un po' di malincuore ce l'ha di non essere presente direttamente, ma mi ha fatto una promessa, vedete? Che non appena riesce a ritagliarsi una settimana prende la sua barca a vela e in qualche modo seguirà la vostra traccia che lascerete sicuramente. Grazie davvero a tutti, vi auguro davvero buon vento, un grandissimo successo, come avete già dimostrato di saper meritare l'altra volta, sicuramente anche questa volta sarà così. Voglio solo chiudere ricordando due cose. La prima, vi faccio un po' di pubblicità, ne approfitto, ho appena consegnato alle stampe un romanzo sull'epopea del popolo tabarchino. Il sindaco mi ha promesso che mi farà una prefazione, la consulenza tecnica della dottoressa Luisa Piccina, alla quale voglio un bene infinito per tantissime cose, e l'ultima davvero è che le tappe che hanno visto protagonista il popolo tabarchino sono Pegli, sono Tabarca, Tunisia, sono Carloforte, Calasetta e Nueva Tabarca, Alicante. Sono 5 le tappe, bisogna ricordarcele tutte, perché un po' di pegliesità, un po' di genovesità c'è lì.
e la testimonianza che è stata data della lingua genovese, che era davvero la lingua commerciale di tutti i porti, non solo del Mediterraneo, ma del mondo, insomma testimonia della grandezza di questa nostra grande città. E ogni iniziativa che la ricorda è la benvenuta. Buon vento a tutti, grazie. Assessore Comune di Genova, Mauro Avvenente, una manciata di deleghe che gentilmente mi elenca così. Assolutamente, tanto voglio sottolineare un aspetto, che io sono qua in rappresentanza del nostro sindaco di Genova Marco Bucci, e le mie deleghe sono decoro urbano, manutenzioni e centri storici plurali, perché Genova ha il centro storico, uno dei più belli al mondo in assoluto, ma anche altri centri storici dislocati sul territorio che fanno davvero il paio con il centro storico genovese, perché sono splendidi, perché fino al 1926 Genova era una città frammentata in tanti comuni, poi dal 1926 divenne la grande Genova e io continuo a ritenere che sia la più bella città del mondo. E parlavamo di un grande gioco di squadra e ovviamente lei è stato determinante, però ricordando il grande gioco di squadra, se ci vuole fare di nuovo una carrellata, insomma, di ringraziamenti alla squadra. Sì, devo dire che io sono assolutamente convinto che le cose per riuscire bene devono essere fatte in squadra, in team. E quindi abbiamo collaborato come Comune di Genova mettendoci un impegno straordinario, ma insieme al municipio, insieme alle associazioni territoriali, per dare il giusto merito risalto a questa iniziativa che ricorda un'epopea di un popolo, il popolo tabarchino, che è un'epopea straordinaria, una storia meravigliosa che si appresta a compiere 500 anni dalla partenza, 1541 da Pegli, capitanati dalla famiglia Lomellini per andare a occupare l'isola di Tabarca e pescare il corallo. E abbiamo lavorato insieme al municipio ponente, insieme alle associazioni locali, dicevo la CIV di Pegli, la Proloco, ma stamattina sono presenti in rappresentanza dell'idrografico della Marina, dell'Accademia della Marina Mercantile, il responsabile degli ambasciatori di Genova nel mondo, che è un'altra istituzione che il nostro sindaco Marco Bucci ha voluto dare vita, è una cosa molto importante perché i genovesi sono ovunque, dal centro dell'Australia al Polo Nord, e ognuno di noi, amando alla follia la nostra città, è impegnato a portare qui investimenti, a portare qui turismo, perché Genova è davvero una città fantastica e dobbiamo pubblicizzarla, farla conoscere nel mondo. Abbiamo delle eccellenze straordinarie. Una di queste sicuramente è l'epopea di questo popolo formidabile che è partito da Pegli, è andato a Tabarca, poi a Carloforte, a Calasetta e a Nueva Tabarca, Alicante, Spagna. Allora, Assessore, grazie per le note storiche e quindi viva Genova nel mondo, sulla rotta del corallo. Ci tocca quindi fare diverse cose insieme e apprezziamo moltissimo anche questo suo pizzico di genovesità che ho visto, che è nata da questo tempo suo, della sua partecipazione qui a Genova. Siete uno staff visto giovane e ha piacere di fare le cose, veramente grazie per questa sua presenza qui oggi. Bueno, mi italiano è un po' malo. Je vais parler en français, seulement deux mots pour remercier infiniment l'ambassadeur El Marquez et Lomellini pour son engagement et l'aventure qu'il nous fait vivre ensemble. La Tunisie est très fière de cette traversée, des liens qui unissent Gênes et la Tunisie. Et Tabarca en particulier. Donc je suis très content d'être ici, je vous remercie infiniment, merci. Ecco, c'è un momento particolare anche, lo scambio delle bandiere tra Genova e la Tunisia, ecco i fogli che volano sempre, è una cerimonia ufficiale. Suggella un'amicizia ormai nata tanti anni fa.
Dottor Maurizio Daccà, bene, siamo ben ritrovato, abbiamo già avuto ospite nella nostra trasmissione. Allora, qualche riferimento e qualche informazione sulle rotte che lei ha calcolato, disegnato, insomma, per questo viaggio. Allora, intanto questa rotta del Corallo sono circa 1000 miglia, partenza da Pegli con prima destinazione ad Alghero, dopodiché ci sarà una sosta di una notte ad Alghero per riprendere un po' fiato dopo le prime 250 miglia di percorso. Dopodiché gli equipaggi proseguiranno verso Calasetta e dopo da Calasetta arriverà a Tabarca. Ma il bello di questa traversata, nel raccontare questa rotta, è che si uniranno delle barche che non partono da Genova, ma 3 barche saranno tra Alghero e Calasetta che si uniranno alla flotta, quindi per avere 6 barche che raggiungeranno Tabarca. Il viaggio durerà circa 8 giorni e poi finalmente a Tabarca ci saranno 3 giorni di festività, di feste così, che uniranno Genova, Liguria con la Tunisia, dopodiché c'è la ripartenza verso Calasetta e Carloforte, dove si concluderà il viaggio ufficialmente. Bene, quindi un impegnativo viaggio, impegnative le tappe. Sì. Allora, invece passando a parlare del veleggiando, quindi l'iniziativa del 1° di luglio con i bambini, quindi i bambini tra i 10 e i 12 anni, faranno questo gioco istruttivo, sostenibilità, sport, e abbiamo da parlare dei biglietti del museo che saranno dati in dono ai bambini. Parliamo del Museo del Mare di Genova. Allora, ci fa piacere, come io sono un consigliere di amministrazione del MUMA, Istituzione Musei Mare e Migrazioni, essere stati coinvolti in questa opportunità e proprio con i bambini per poterli far venire a conoscere questo grande museo che abbiamo a Genova, perché lì all'interno ci sono nascosti tanti saperi, ma soprattutto ci fa piacere essere coinvolti nei bambini perché sono il nostro futuro e far trasmettere quello che è la nostra conoscenza, la nostra realtà attraverso le pratiche magari che ci possono essere, sia andando nel loro villaggio al Tabarca Village dove ci sono i bambini, e anche a Pegli dai circoli velici dove faranno delle prove magari anche a vela, se ho ben capito, nel pomeriggio, e in questa grande manifestazione, dopo aver capito quali sono i primi rudimenti. Io da velista posso dire che sono orgoglioso di questa iniziativa perché i bambini, già che abbiamo visto anche a Tursi, hanno fatto una grandissima iniziativa che avete organizzato, quindi complimenti davvero e vi aspettiamo al Garta. Bene, e quindi veleggiando, seguiteci anche per veleggiando il 1° di luglio. Grazie, buon vento a tutti. Del Municipio 7, in rappresentanza del Presidente Guido Barbazza. Grazie. Allora, intanto vi porto i saluti del Presidente Guido Barbazza, che non è potuto essere presente, ma insomma sarà presente nelle prossime giornate, e di tutta la giunta, quindi dell'assessore Fontana, vicepresidente, e dell'assessore Sibiero, e comunque di tutto il municipio, perché è veramente un evento che ci coinvolge tutti. Quando un po' di mesi fa Enrico Tonello Lomellini, anche amico di vecchia data, è venuto a parlarci di questo evento, ricordo, eravamo lì col Presidente, io e te, e siamo rimasti veramente molto colpiti da questa traversata. Pensare di unire davvero sport, vela, perché comunque questa è la base di tutto, con tantissimi altri valori di sostenibilità, di cultura, di ambiente, di sportività, di valori, di fratellanza, tante cose che ci saranno e che abbiamo provato a tradurre poi in questi piccoli eventi, ma piccoli, insomma, neanche tanto piccoli, ora poi coinvolgiamo anche il CIV che è parte attiva, è una cosa molto bella, quindi siamo veramente contenti che la partenza venga dal nostro municipio. Siamo contenti, e questo non poteva essere diversamente visto il gemellaggio tra Pegli, Carloforte, Tabarca e Calasetta, ma voglio dire, qui mettiamo anche un pochettino del nostro orgoglio, no? Di avere una piccola parte di Ocean Race anche a Pegli, perché questo volutamente è un evento all'interno di Ocean Race, della grande macchina organizzativa, della grande, come dire, no? Tutta Genova si deve sentire parte dell'Ocean Race. Tutta Genova si deve sentire parte, siamo un unicum, Genova è un tutt'uno, e quindi anzi invitiamo a utilizzare anche il Navebus per venire dal Porto Antico a Pegli, in modo da agevolare anche un pochettino insomma, le persone, il turismo eccetera.
Devo dire che il grande merito e contributo delle attività fattive è del CIV, di Raffaella Grasso, e quindi direi di far dire una parola, se siete d'accordo, a Raffaella, e la Proloco e tutti quanti. Grazie Paolo e grazie a tutti. Sì, abbiamo subito aderito a questa bella iniziativa di Enrico, del municipio, del comune, e come CIV naturalmente ci siamo occupati della parte territoriale, cercando di coinvolgere un po' tutti, dai commercianti diciamo, alle associazioni, e quindi cercare intanto di riqualificare anche una zona, la più vecchia di Pegli, via Carloforte, con piazzetta Tabarca, piazzetta San Pietro, che è stato dal comune ristrutturato, diciamo, come muri, per riqualificarla. Abbiamo ridipinto, stanno facendo in questo momento delle nostre volontarie che comunque decorano i palazzi storici, stanno rifacendo il murales, e nell'altra piazzetta metteremo, diciamo, delle parti in ceramica, in terracotta, che saranno sempre legati a Pegli, Carloforte, Tabarca, Calassetta, cioè sarà un po' un angolo che vogliamo far diventare anche un museo a cielo aperto. Quindi iniziamo in questi giorni questa bella attività tutti insieme, con questo buon vento poi per la veleggiata verso Tabarca, e con questo poi noi vorremmo lasciare le bandiere di Pegli agli equipaggi. Ci fa piacere che portino qualcosa di Pegli, poi altre cose che poi scoprirete, perché c'è insomma tutto un bel programma. Grazie. Siamo con Raffaella Grasso. Sono presidente del CIV Riviera di Pegli e sono, diciamo, la parte organizzativa del Tabarca Village, la parte che ha organizzato, diciamo, la zona di via Carloforte, piazzetta Tabarca, piazzetta San Pietro, che sono state riqualificate. Abbiamo adesso delle ragazze che stanno dipingendo un murales bellissimo nuovo, un murales che c'era già, che è stato deteriorato nel tempo, che il comune, insomma, ci ha aiutato, ci ha fatto il muro nuovo, quindi c'è stato tutto un lavoro di unione tra diverse forze per riqualificare questa zona, quindi ci saranno tante sorprese, e questo, diciamo, noi vorremmo farvele scoprire venendo al Tabarca Village. Ecco allora delle date e orari. Sabato dalle 10 di mattina in via Carloforte, ci saranno un po' delle eccellenze sia artistiche che food, e finisco però lì perché non solo pegliesi, e poi nel pomeriggio ci sarà l'inaugurazione del pannello nuovo, del murales e altre cose. Ci sarà un contorno di personaggi vestiti storicamente, come avevamo anche qua presenti oggi il gruppo pegliese, con tutti i gruppi un po' del Ponente, che ci fanno un po' diciamo calare un po' nell'epoca di allora, del 1500, quando sono partiti i pegliesi verso Tabarca. Quindi direi di invitiamo tutti al Tabarca Village, e vi invitiamo ovviamente anche a Imparando Veleggiando, quindi il 1° di luglio alle 10. Dalle 10, poi prosegue nel pomeriggio, poi alla domenica di nuovo dalle 10 di mattina, con altri appuntamenti che poi sono legati, adesso vi parlerà la Paola, dal lato, diciamo, velico di quello che avverrà. Comunque tantissime cose, e ci tengo a dire, se siete dal centro venite in Navebus a Pegli, perché così iniziate a non veleggiare ma a navigare verso Tabarca Village. Quindi pronti a salpare? Vi aspettiamo. Grazie. Allora vorrei con me la professoressa Luisa Piccinno, che è docente di storia economica, anche in rappresentanza del prorettore della terza missione dell'Università di Genova, perché appunto questa manifestazione serve anche per cercare di avere riconoscimento da parte dell'UNESCO. Quindi grazie all'organizzatore Enrico Romellini per avermi coinvolto. Io qua rappresento il delegato del rettore per la terza missione dell'Università di Genova, e sono qua anche in qualità di membro del comitato d'onore di questa iniziativa. È sicuramente un'iniziativa di valore, perché da un lato aiuta la diffusione della storia tabarchina e dell'epopea che ha caratterizzato i genovesi, una storia lunga oltre 2 secoli, e aiuta la diffusione di questa storia non solo tra la popolazione genovese ma anche
quella sarda e quella tunisina, e sicuramente favorisce i contatti sociali e culturali. L'iniziativa di cercare di far divenire l'esperienza tabarchina patrimonio immateriale dell'UNESCO è portata avanti da anni. Non è un percorso semplice, ma speriamo proprio che in futuro giunga a compimento, e sarebbe, diciamo, il punto di arrivo più significativo di questa storia. Siamo con la professoressa Piccino, Università di Genova. Allora, questo legame storico tra i Lomellini e Grimaldi, ci vuole accennare qualcosa su queste note storiche e poi vedremo. Sì, allora, come penso sia abbastanza noto, il patriziato genovese nel secolo XVI era considerato sotto il profilo economico e finanziario una grande potenza a livello europeo e aveva forti legami con la Corona di Spagna. La famiglia Lomellini, così come la famiglia Grimaldi, figuravano tra i finanziatori della Corte di Spagna e avevano stretti rapporti con Andrea Doria, che era stato nominato ammiraglio della flotta spagnola, ed è proprio grazie al rapporto che entrambe le famiglie avevano con Andrea Doria che, diciamo, vengono a contatto e entrambe si interessano dell'isola di Tabarca. Si interessano dell'isola di Tabarca, che ottengono in concessione, quindi in gestione, da Carlo V dopo alterne vicende nel 1541, ma che inizieranno ad occupare e a sfruttare economicamente dal 1543. La famiglia Grimaldi, insieme alla famiglia Lomellini, figura come amministratrice dell'isola, quindi direttamente coinvolta nella gestione dell'isola e nell'organizzazione della pesca del corallo fino più o meno al 1570. Dopodiché sembra che abbia abbandonato l'iniziativa, ma diciamo, studi più approfonditi sono ancora in corso e consentiranno di fare maggior chiarezza sul coinvolgimento della famiglia Grimaldi in questa vicenda, perché quello della famiglia Lomellini è più noto, quello dei Grimaldi meno, ma sicuramente sappiamo che partecipavano all'iniziativa. Allora, grazie professoressa per le note storiche, e poi comunque il corallo e i Grimaldi sono collegati e rimanete con noi per sapere per quale motivo. Grazie, grazie mille. La prima barca, la barca ammiraglia Shah Iné, e riceve la bandiera il comandante Marcello Cerioli. Posso invitare il mio equipaggio? Certamente. Nella certezza che la porterà con grande onore. Grazie di cuore di tutto quello che fate. Fate una bella foto insieme. Vieni Gianni. Ecco, tenetela aperta. Grazie. Allora, sono da solo perché l'equipaggio non è riuscito a venirmi dietro oggi. Sono di origine carlofortina, ovvero pegliese, perché la mia famiglia di cognome fa Penco, anche se mia madre era Penco, Inequivocabile. Pegliesi di origine, e felicissimi di fare questa traversata. Mi sono adoperato immediatamente quando ho letto la pubblicità, l'ho contattato, anzi devo dire che è stata la mia compagna che mi ha voluto coinvolgere, sapendo quanto tenevo a questa cosa, e speriamo che sia la prima di tante altre. Il prossimo anno nuova Tabarca, chiaramente. Siamo con Chi Salpa, iniziamo da un ospite particolare, lo faccio presentare perché lui è nel mondo del web, però prestato quindi anche al mondo del mare.
Ok, sono Fami, ho una pagina che si chiama Misianissimi, sono un youtuber e sono invitato a fare questa avventura che mi fa piacere, anche che sono l'unico tunisino che parte con tutta questa bella squadra italiana da Genova verso Tabarka in Tunisia. Allora, faremo passare ovviamente i tuoi riferimenti come youtuber, così che i nostri follower diventino anche i tuoi e ci sia anche questo scambio, no, oltre che di culture anche di follower. Sì, il mio canale si chiama Misianissimi. E in sovrimpressione, mi raccomando, aderite al click del mi piace e seguite. Abbiamo con noi il personaggio, insomma il primo che ha aderito a questa iniziativa. Ti faccio presentare. Mi chiamo Lorenzo Stella, ma mia mamma è di origine carlofortina, Penco, famiglia pegliese, quindi sarà una cosa bellissima, soprattutto avere lui a bordo. Facciamo quello che andrebbe fatto, l'unione tra diciamo quello che è stato il viaggio dei pegliesi e l'arrivo in Tunisia, quindi ci riuniamo per l'ennesima volta. Io quando ho letto la pubblicità, l'ho letta su Facebook casualmente, di questa traversata, ho chiamato Enrico Lomellini e gli ho detto io mi volevo iscrivere. Dice, ma sei l'unico? Vado da solo? Dice, no, aspetta, poi qualcuno si aggiunge. Ora dovremmo essere abbastanza, insomma, cosa bellissima, ripercorrere le tappe del viaggio con l'arrivo a Carloforte di ritorno da Tabarka, proprio così come volle la storia, nel tempo. Quindi regata storica, continuate a seguirci e seguite anche il nostro YouTube. Grazie. Grazie a tutti. Roberto da Rossi. Bravi! Ebbene, siamo con Anna Maria Campello, vicepresidente dell'Associazione dei Liguri nel Mondo, è una grande donna, perché ha dato un contributo incredibile al nostro progetto, diciamo progetto, ma è anche più che un progetto, perché è un'iniziativa a favore, insomma, dei bambini, dello sport e della sostenibilità ambientale. Anna, il veleggiando, diciamo, che hai ideato, il veleggiando che ci ha ispirato, volevo farti parlare di veleggiando del 31 di maggio, quello a Palazzo Tursi, che è stata un'iniziativa incredibile, e ti lascio la parola. Grazie, sì, hanno partecipato 925 bambini della scuola Contubernio ad Albertis. Quando ho saputo casualmente che insomma ci sarebbe stata la celebrazione di 160 anni di questa scuola, della fondazione, ho detto bisogna fare una bella festa e ho ideato appunto una mostra che parlasse di Genova, collegandola anche ad Ocean Race, che avrebbe festeggiato i 50 anni. Quindi ho detto sono due celebrazioni importanti e perché non chiamarla Veleggiando su Genova, ovvero arrivavano le barche a vela e coinvolgevano la città. Per la prima volta, fra l'altro, è stata scelta da Ocean Race, la prima volta in Italia, ed è stata scelta appunto Genova. Anna poi tra l'altro è anche la nostra poetessa e scrittrice ed è la madrina di Imparando Veleggiando, quindi il 1° luglio rimanete con noi e partecipate a questa incredibile iniziativa per i ragazzini, quindi i ragazzini dai 10 ai 12 anni che impareranno veleggiando su Genova, traendo spunto fra l'altro da 2 miei libri, Come ha fatto la scuola, le mie poesie, Genova vista con gli occhi di un bambino, era un'altra mostra che avevo fatto 2 anni fa, e poi io ho pensato a Genova come quando, un libro che ho scritto diversi anni fa, e invece l'ultimissimo, Genova e i musicisti nelle sue
strade, che è un itinerario storico fotopoetico, chicche, curiosità e poesie. Grazie Anna, quindi la nostra madrina con noi il 1° di luglio a Pegli durante il Tabarca Village. Buongiorno a tutti, è una bellissima giornata questa per la rete degli ambasciatori di Genova nel mondo, che ha appoggiato questa bellissima iniziativa che valorizza i valori che Genova ha espresso nella sua storia attraverso questa traversata, ricordando i pegliesi di un tempo e quindi i genovesi che hanno sfidato i mari e sono arrivati fino alla Tunisia. E nel 400, appunto, prima dell'occupazione della Tunisia, le relazioni, come molti di voi sapete, tra la Tunisia e Genova erano intensissime. Pensate che quando il navigatore portoghese Vasco da Gama arriva in India nel 1502 riesce a comunicare con gli abitanti di Calicut perché i tunisini sapevano parlare il genovese. Quindi pensate a che punti eravamo arrivati. La lingua genovese era diventata una lingua di comunicazione. Questo per dire che tutto questo è stato espresso proprio con l'iniziativa che il nostro sindaco nel 2017 ha deciso di istituire la rete degli ambasciatori di Genova nel mondo, che io rappresento come coordinatore. Allora siamo con ovviamente 2 pilastri portanti di questa iniziativa. Paola Pesce Maineri, assessore. Parliamo di sport, ambiente e turismo. Paola, ti lascio la parola così almeno hai modo di darci tutte le indicazioni per questa incredibile iniziativa. Sì, grazie mille. No, abbiamo già detto tanto, il richiamo è proprio al discorso della vela e quindi è stato molto bello fare, in accordo con te, perché diciamo che sei una parte importante di questa organizzazione, un evento proprio legato alla vela, ai bambini, ai laboratori, legato alla sostenibilità, all'ambiente, quindi ci sarà appunto una pulizia in apnea sabato mattina, ci sarà un evento velico proprio perché i ragazzini si approccino a questo sport bellissimo che è la regia di questa traversata. E il discorso poi di portare effettivamente le persone in questa delegazione di Pegli, che è un momento importante per la partenza di domenica, dove avremo, attenzione, anche il galeone storico, il galeone dei ragazzi che hanno vinto a Venezia recentemente, quindi il galeone dei ragazzi di Genova, li avremo ad accompagnare Enrico Lomellini per la sua partenza per la rotta del Corallo, quindi questa è una cosa veramente molto bella. Quindi doverosamente chiudiamo con Enrico Lomellini di Tabarca, nonché marchese. Enrico, qualche parola? So che è stato un momento di stress, però lo stress è pienamente ripagato da tutto questo. Sì, alla fine è una grande soddisfazione, ce l'abbiamo fatta, perché quest'anno abbiamo lavorato in doppio, abbiamo lavorato in team io e Paola, perché io mi sono occupato della parte velica, quindi della traversata, dell'organizzazione delle barche e di tutto quello che compete alla nautica, invece Paola si è occupata appunto della parte di terra, del Tabarca Village e di tutte le manifestazioni collaterali che dureranno ben 2 giorni, 2 giorni di festa a Pegli, insomma non è poco. E dal punto di vista sportivo è quello che ha anticipato Paola poco fa sulla partecipazione del Galeone di Genova che ha vinto la regata delle Repubbliche Marinare a Venezia. Per me è stata una grande sorpresa, nonché fonte di ennesima soddisfazione, perché vuol dire che sulla rotta del Corallo evidentemente ha la giusta considerazione che merita anche da parte delle istituzioni e del mondo dello sport. Quindi continue sorprese, poi una promessa che ti facciamo fare davanti alle nostre telecamere, così siamo aggiornati sul tuo viaggio, perché tu salperai il 2 di luglio. Sì, io prenderò parte materialmente alla traversata, non sono un abile marinaio, ma insomma mi diletterò anch'io a fare qualche operazione di bordo e quindi vi terremo aggiornati appunto da bordo con tutte le varie tappe, gli aggiornamenti vari che ti invieremo in diretta per la successiva divulgazione. Bene, quindi promessa sottoscritta e approvata, va bene? Rimanete con noi. Faccio ancora una battuta, ci sarà anche la Villa Pallavicini aperta con un biglietto agevolato, quindi è anche un momento turistico per visitare un pochettino Pegli. Paola da sola non avrebbe potuto fare niente, quindi la macchina organizzativa è completa, siamo tutti insieme,
insieme col municipio, col CIV, con la Proloco, tutti insieme, e soprattutto con Enrico che ha dato avvio a questa bella manifestazione. Grande gioco di squadra, rimanete con noi.